Buongiorno e ben ritrovati. Dunque il 4 marzo del 2021, oggi è giovedì, ci vediamo stasera per Ring come sempre alle 21 puntuali su Tele4. Abbiamo molte cose di cui discutere, ovviamente tante sono sui giornali di oggi e cercheremo di capire e interpretarle un po' insieme. Vediamo cosa c'è qua, che problema c'è. Spero di vedere anche i commenti oggi. Condividete, mi raccomando, sta crescendo anche il canale Telegram, quello YouTube, vedo, quindi basta cercare Ferdinando Avarino su Telegram e avete tutti gli aggiornamenti. Allora, ben trovati a tutti, forse devo spostarmi da qua e vedere se riesco a vedere. Ciao Costanza, buongiorno Luisa, buongiorno a tutti. È chiaro che la cosa da cui partiamo questa mattina è lo scenario che riguarda in particolar modo le scuole. Ciao Elisabetta, in particolar modo le scuole. Ecco, forse qua riesco a vedere i commenti, vediamo se ce la faccio senza sfruttare questo sistema. Ecco, che siamo in ritardo. Allora, ciao Blady, buongiorno, ben trovata. Allora, vediamo che cosa c'è sui giornali di oggi. È chiaro che dobbiamo cominciare, ecco Aldo, no, li vedo anche qua i commenti, meno male. Dobbiamo cominciare dall'ordinanza in particolar modo del Friuli Venezia Giulia, sulla quale, ciao Elisabetta, c'è poi una rincorsa forse di altri governatori. È vero che ci sono già nuove regioni in cui di fatto la scuola è a distanza per volere di ordinanze, perché comunque sono in zona arancione. Da settimana prossima molto probabilmente, purtroppo, ciao Anna, buongiorno a tutti davvero, e Rossella, siete tantissimi. Allora, condividete, mi raccomando, e che il rischio, ciao Sergio, è che per il Veneto e per il Friuli Venezia Giulia settimana prossima si passi in arancione. Ormai sembra uno scenario quasi inevitabile. Sono impressionanti quei dati che ieri invece durante la conferenza stampa di Federica ha dato appunto il governatore, che stasera sarà ospite a Ring, ve lo dico alle 21 nella prima parte di Ring avremo proprio il governatore del Friuli Venezia Giulia Federica su Tele4, perché raggiungere quasi 400, ecco Margherita dice che ha fatto bene Federica a chiudere le scuole, di fatto è rendere arancioni Udine e Gorizia, che di fatto si è raggiunto il 400 contagi ogni 100.000 abitanti nella zona di Udine. Sono numeri pazzeschi, pesantissimi, quindi se non ci consegnano i vaccini il generale Figliuolo gli farà un mazzo così. Vediamo adesso Sabri che cosa succede. È vero che ci sono già medici e personale delle forze armate al lavoro, verrà intensificato. Oggi cosa raccontano i giornali di questo possibile piano, appunto di questo piano nella sua declinazione possibile per quanto riguarda il ruolo del generale Figliuolo delle forze armate, e quindi si interverrebbe a supporto delle regioni che sono un po' più indietro sulla vaccinazione. Ieri l'attacco a Zaia da parte dell'opposizione in Veneto, che dice: ma come mai siamo quintultimi nella classifica delle vaccinazioni in base alle dosi consegnate? E la risposta era sempre quella che si è data in queste settimane, cioè il magazzino che si è cercato di fare per il richiamo della seconda dose. Speriamo che questo magazzino lo lasciamo perdere e corriamo con la vaccinazione, con tutto quello che abbiamo consegnato fino a questo momento. Oltre il 70% in Italia è in DAD, questo ormai è abbastanza evidente. La cosa curiosa è che dopo aver vaccinato i sanitari, lo dicevamo ieri a Tele4, dopo aver vaccinato gli operatori sociosanitari e i ricoverati, i degenti delle case di riposo, dopo gli ultra ottantenni, stiamo vaccinando gli insegnanti, e c'è una novità sul caso dei furbetti di Padova, dopo la diciamo. Stiamo vaccinando gli insegnanti e chiudiamo la scuola. Fantastico! Cioè, vacciniamo gli insegnanti e poi chiudiamo la scuola, dimenticando, questo è il nodo, gli ultrasettantenni, perché degli ultrasettantenni in questo piano per ora non si sa ancora granché. Più che altro, lo diciamo sempre, vengono spostate le date perché ovviamente non c'è ancora una consegna chiara per quanto riguarda il numero delle dosi, e quindi ancora non ci siamo. Vacciniamo gli insegnanti ma dimentichiamo, ci chiudiamo la scuola e dimentichiamo gli ultrasettantenni. Il Gazzettino titola con: il Veneto corre verso l'arancione, questo è il titolo
del Gazzettino di oggi, purtroppo uno scenario altamente probabile anche per il Friuli Venezia Giulia, al quale poi arriviamo. Il Corriere, mezza Italia va verso il rosso addirittura. Il Corriere del Veneto, il Veneto a un passo dall'arancione. Il Piccolo di oggi, Trieste rimane in giallo, zona arancione a Gorizia e Udine, aggiungiamo per ricordarlo. Repubblica, vaccini delle regioni in ritardo, tocca alla protezione civile, che è quello che vi dicevo poco fa, cioè l'idea che appunto intervenga il generale Figliuolo in accordo con la protezione civile appunto per aiutare le regioni con una sorta di intervento di cellule dell'esercito per velocizzare sul territorio la vaccinazione. Buongiorno Ferdinando, non capisco perché mi arriva una notifica e non vedo niente. Ah caspita, questo mi dispiace. Deve andare sulla mia pagina, Laura. Sì, mio papà povero del 1942, vedremo quando sarà il suo turno, povero. Elisabetta, io sono esattamente nelle tue condizioni, con i miei genitori, hanno la stessa età praticamente e non sanno quando saranno vaccinati. Però stiamo vaccinando gli insegnanti, chiudiamo la scuola. Dunque, questo per quanto concerne i titoli. Volevo cominciare da un paio di aspetti. Il primo ovviamente è quello dell'ordinanza di Massimiliano Fedriga, che ricordo stasera sarà ospite a Ring. E che cosa dice questa ordinanza? Da lunedì in didattica a distanza. Cosa dice Margherita? I bimbi non si possono vaccinare. Come li tuteliamo se la variante è più contagiosa proprio per loro? È che per fortuna Margherita, come dicevano l'altro giorno al Comitato Tecnico Scientifico, insomma io ascolto le loro parole, non si ammalano in condizioni gravi, c'è qualche caso rarissimo ovviamente, di cui abbiamo parlato anche nei TG del Veneto in questi giorni, ma il problema è che portano in giro il virus, quindi sono veramente le fasce fino a 24 anni quelle più contagiate in questo momento ed è impressionante il cambio rispetto ai mesi precedenti. Secondo me è ancora più caos dividendo le regioni con sti colori, cioè Rossella dice se all'interno della regione gialla come Friuli Venezia Giulia facciamo arancione, Udine e Gorizia è un po' più un casino, dice Rossella. E certo, in qualche maniera è così, ma altrimenti l'alternativa è fare tutto arancione, come probabilmente sarà settimana prossima, ma lo scopriamo nelle prossime ore. Si applica da lunedì, ve lo ricordo, con il nuovo governo Draghi. Dunque, didattica a distanza in tutto il Friuli Venezia Giulia, però in questo caso per medie, superiori e università. Da venerdì invece, la notte tra venerdì e sabato, quindi da sabato, proprio per i weekend, zone arancioni a Udine e Gorizia. Le altre zone, le altre province restano gialle anche nel weekend, per spiegarci ed essere un po' più chiari. E questa mi sa che è una ordinanza sacrosanta del presidente Fedriga. Ieri ho attaccato, vedo, dal PD, ma perché secondo loro cambia un po' idea, voleva i ristoranti aperti la sera, dopodiché invece fa questa ordinanza, insomma sta nel gioco delle parti. Ma sacrosanta perché? Perché tutte le regioni che facevano là dove si faceva i fenomeni perché bisognava riaprire la scuola, certo che è importante la scuola, nessuno pensa il contrario, però guarda caso, tutte quelle regioni, Toscana, Abruzzo, credo l'Emilia Romagna, non mi ricordo quali altre, la Campania stessa, hanno grossi problemi di contagi perché hanno riaperto le scuole per primi e oggi, si vedeva nell'arco di 21 giorni, 25 ormai, è già passato questo periodo, ma in effetti nell'ultima settimana, 10 giorni, sono in grosse difficoltà, almeno proprio lì dove si è deciso di riaprire le scuole per primi perché si doveva essere i più bravi. Che confusione, dice Ombretta, così non si capisce più niente. Ombretta, se possiamo aiutare in questa stramba rassegna stampa a capire qualcosa. Ferdi, parlando della scuola, ti riporto una cosa che mio nipote mi ha raccontato ieri, lui studia a Venezia, in pullman dice che c'è un minimo distanziamento, nei vaporetti sono sempre troppo strapieni, non va bene così. A proposito, Sabri, a Venezia per il weekend, altra decisione, oggi la trovate sul Gazzettino, altri giornali, stop nei fine settimana dalle 15 alle 8 e per quanto riguarda l'alcol, quindi nei fine settimana stop dalle 15 alle 8 del mattino successivo all'alcol e poi più mezzi di trasporto. Cosa avevamo detto l'altro giorno? Ve lo ricordate? Che qui l'abbiamo detto qui, ci lamentiamo perché poi si va a fare una passeggiata nel weekend, sacrosanta la passeggiata, dice la direttrice delle malattie infettive di Padova, con tutte le attenzioni e il rispetto delle regole però, quindi mascherina, gel, distanziamento,
distanziamento, tutte le solite cose, sacrosanta la passeggiata, però è chiaro che se poi vanno tutti a Venezia come il weekend scorso, 31.000 persone mi pare solo domenica, e non ci sono i mezzi per tornare a casa, se stiamo anche a distanza, dopodiché e non ci sono i mezzi, risolviamo ben poco. Quindi più mezzi, e vedete appunto Venezia sembra correre ai ripari. Due aspetti molto rapidi, voglio parlare subito della Mare Ionio. Secondo Repubblica si sta smontando l'inchiesta, ma perché spunta un errore nei tabulati telefonici della procura, dice ovviamente Repubblica, cercando un po' di smorzare questa inchiesta della procura di Ragusa. Allora, è vero o no che questi della Mare Ionio hanno preso 125.000 euro? Sì. Secondo l'accusa potrebbero averla preso per un accordo commerciale, di fatto quasi 4.600 euro di fatto a migrante, perché si spostassero dalla nave danese, fermi lì da un mese, la petroliera, fino alla Mare Ionio, che poi li ha riportati al porto di Pozzallo. Su questo si sta cercando di indagare per capire davvero quale sia la realtà. Io credo che sia sacrosanto, l'ho già detto ieri, capire quale sia la realtà, perché se no evidentemente c'è il dubbio. Ci sono due ricostruzioni diametralmente opposte di quello che è successo, compreso il fatto, adesso vi spiego perché secondo Repubblica scricchiola l'indagine, perché dicono che erano in forti condizioni di indigenza, rilevato anche da un medico a bordo, questi migranti, dopo 27 giorni fermi lì in prua nella nave danese. Allora arriva, ce n'era una che probabilmente, ciao Vincenzo, probabilmente era incinta, in realtà poi si scoprono chiamando, tutta una serie di cose, per cui bisogna cercare di capire quale sia la realtà. Due ricostruzioni diametralmente opposte, perché in realtà il medico che poi li ha visitati una volta sbarcati a Pozzallo diceva no, non è che ci fossero intenti suicidi, grosse difficoltà ulteriori, insomma due ricostruzioni estremamente differenti. Dopodiché, per carità, è sacrosanto il salvataggio, non bisogna restare umani, su questo non c'è alcun dubbio, le persone di cui hanno bisogno, ma il tema è capire come mai c'è questo pagamento di 125.000 euro. Sui giornali, mi pare il Corriere del Veneto in particolar modo, ma è su tutti i nazionali ancora anche oggi, si dice avevano chiesto 270.000 euro quelli della Mare Ionio ai danesi. Non è proprio così, hanno detto che a loro costa, mi pare di capire, la ferma di un mese 270.000 euro, ma siamo sicuri che non sia così? Cioè che magari non le abbiano chiesti realmente? Sono domande alle quali giustamente la procura vuole dare delle risposte. Oggi arriva il comunicato della Maersk, di questi armatori danesi, che dicono sul loro sito web i 125.000 euro sono per ringraziarli. Io lo trovo meraviglioso. Io non sono mai stato ringraziato non solo con 125.000 euro, ma neanche con 2.000, 1.500, 100 voglio dire. Comunque 125.000 euro dai danesi per ringraziare la Mare Ionio. Non è stata una compensazione finanziaria o sostegno, così appunto dice l'armatore danese. Poi perché scricchiola che questa inchiesta secondo Repubblica? Perché ricordate le tante telefonate che ci sono state in quei giorni, per cui insomma la Repubblica, secondo la procura, sarebbero state proprio quelle telefonate a determinare un accordo eventuale commerciale sul quale indagare. Bene, quelle telefonate in realtà sono nei confronti di una altra personalità, un numero di telefono che non fa capo a questa società di shipping, ma all'associazione degli armatori danesi, perché speravano dalla Mare Ionio che questa associazione degli armatori danesi facesse pressione sull'Unione Europea e Ursula von der Leyen perché affrontasse il caso della Mare Ionio. Insomma, il risultato, trattativa o meno, in questo caso i 125.000 euro sono arrivati, c'è una fattura, dice Beppe Caccia, c'è tutto, ma io penso e credo e spero che si faccia veramente luce su questa vicenda. La donna non era incinta e i migranti non correvano pericoli, secondo i medici che poi hanno visitato queste persone. Bene, a proposito di soldi, dobbiamo spostarci sul caso Movimento 5 Stelle, perché ormai lì
Cosa dice Ferdinando? Abbiamo sbagliato lavoro. Simone, senz'altro. È un compagno che vuole di più. Gabriele, 440.000 euro. Eccolo qua. Gabriele, volevo arrivare proprio al tema del Movimento 5 Stelle. 440.000 euro entro 24 ore per saldare i debiti da parte del Movimento 5 Stelle con la piattaforma Rousseau. Quasi mezzo milione di euro che Casaleggio chiede, perché dice qua i 300 euro al mese, le cose che servono per la gestione del Movimento 5 Stelle della piattaforma Rousseau, i soldini non ci sono. E lui insiste perché ancora sul sito, mi pare, della piattaforma Rousseau, eccetera, continua a pubblicare dei post, questo è divertente, per le manovre di avvicinamento al nuovo direttorio. Ma scusate, non abbiamo già detto qui che il nuovo direttorio c'è, non c'è, ci fa, non l'abbiamo capito perché tanto lo votano e poi a guidare il Movimento 5 Stelle Grillo ha deciso che è Conte e quindi il voto non serve a niente. Rousseau non serve più a nulla, evidentemente, perché Grillo ha deciso che è Conte. Benissimo, e allora così credo che sia. Intanto c'è questa guerra perché Casaleggio pubblica apposta i passaggi per arrivare alla formazione del direttorio, dall'altra parte, e si chiedono i soldi, 440.000 euro per gestire Rousseau, dall'altra parte vanno avanti con Conte. Come si chiamerà il nuovo movimento? È stato registrato un sito, probabilmente questo potrebbe essere il nome, si chiama Movimento2050.it per quanto riguarda appunto i grillini. Conte sta telefonando un po' a tutti i parlamentari per raccontare di che cosa vuole fare, per capire chi vuole scegliere e intanto la guerra con Casaleggio prosegue. Due aspetti molto divertenti. Intanto un'altra notizia è quella che l'EMA ha avviato la valutazione sul vaccino Sputnik. Oggi lo trovate sui giornali, in vari Salvini, Bonaccini ne chiedevano ancora una volta l'ingresso anche in Europa. Bene, l'EMA sta valutando questo vaccino, inizia la valutazione. Movimento 5 litri, scrive Sergio. Allora, intanto, invece, altro aspetto importante, lo avevamo un po' anticipato in questi giorni, riguarda Trieste, per esempio, riguarda molti comuni del Veneto, magari minori, però riguarda Muggia qui a Trieste ancora una volta. Cioè si va a votare, come avevamo ormai capito, forse il 10 e l'11 ottobre. Insomma, ci sono i grandi comuni ovviamente che devono andare a votare, Roma, Milano, insomma c'è Trieste come abbiamo detto, insomma, quindi è un aspetto davvero molto importante, ma non si vota adesso, si vota il 10-11 ottobre con molta probabilità, 20 capoluoghi oltre alla Calabria. Due notizie curiose, una fa veramente incazzare, prima di quella del ladro di libri e del reddito di cittadinanza che va a 239 furbetti. Per quanto riguarda invece i professori di Padova si sta cercando di fare luce. È vero che hanno fatto il vaccino, prenotato il vaccino per sé, per qualcun altro, per amici, parenti, colleghi. Allora oggi il mio amico Gabriele Fusarpoli, mi pare su Corriere del Veneto, intervista uno di questi prof che dice: guardate che io ho provato a prenotare con l'app Zero Coda, quella che serve ai docenti per prenotarsi il proprio vaccino. Ah, Serena, hai fatto un'osservazione fantastica. Il giorno della Barcolana, hai ragione. Allora, aspetta che guardo, perché quest'anno, scusatemi, ma Serena ha fatto un'osservazione intelligentissima e brava, perché in effetti io non ci avevo pensato. È vero, il secondo weekend è il 10 e quindi domenica e lunedì 10 e lunedì 11. Hai ragione Serena, cioè questi pensano di fare il giorno della Barcolana le elezioni. Oggi ne parliamo del telegiornale di Tele4, brava. Allora, l'altra cosa, quindi questi prenotano con l'app Zero Coda per fare che poi si trovano a video, dice questa signora, anche l'ipotesi, questa insegnante, di prenotare per un'altra persona. C'è un'opzione a video, dice, per prenotare per un amico e col codice fiscale unico. Quindi perché questa cosa è possibile? Allora è vero, come è vero, che stanno sistemando questo apparato, diciamo, di tecnologie, questo sistema informatico per la prenotazione degli insegnanti, altrimenti era normale che accadesse questo. Ma la signora Patrizia, mi pare che rilascia questa intervista al mio amico Gabriele Fusarpoli e dice: guardate che io non riuscivo a prenotare, al che ho pensato, siccome è AstraZeneca, ho più di 55 anni, ancora non è stato autorizzato, evidentemente non mi fanno prenotare. Il risultato
privato fa prenotare il proprio vaccino da una collega. Ecco svelato, secondo almeno una ricostruzione di questi insegnanti, il caso dei prof furbetti, che allora evidentemente non sarebbe così. Bene, così dopo il voto si richiude tutto perché ci sarà la 10ª ondata, scrive Barbara Meneghini. Vabbè, però se non andiamo neanche a votare, Barbara. Allora, il reddito di cittadinanza, questa fa veramente incazzare, ve lo dico subito. Un'inchiesta partita dal Veneto, Rovigo, Occhiobello, poi si è allargata un po' a tutta Italia, arrivando a Milano, eccetera. Ho visto, Manuel, la tua proposta, ma secondo te un presidente di regione va a confrontarsi con il dottor Chomsky? Ho capito benissimo, possiamo invitare Chomsky, ma non ho mai visto Federica che viene a fare il confronto con... cioè, è normale, purtroppo è così, è inutile, se volete lo organizziamo, è una roba che non si fa. Non ho mai visto il presidente del Consiglio andare a confrontarsi con un medico che è contro i vaccini o che ne so. Però è interessante, magari possiamo rinvitare Chomsky, per quanto non condivida alcune sue, diciamo, teorie eccessivamente positive sulle soluzioni e le cure. Reddito di cittadinanza, 239 stranieri, come vi dicevo a Occhiobello, 1 su 3 di quelli che hanno controllato avevano un reddito di cittadinanza senza averne diritto. Si tratta di, in larga parte, mi pare, di rumeni. Che cosa avevano fatto? L'autocertificazione. Cioè, noi ormai conosciamo l'autocertificazione come quel benedetto documento con il quale dobbiamo girare a ogni piè sospinto, perché se ci fermano dobbiamo esibirlo. Questi con autocertificazione, sapendo che poi è un documento che viene controllato soltanto in un secondo momento, erano riusciti a farsi dare il reddito di cittadinanza. Parliamo di centinaia di migliaia di euro, ovviamente, viene stanziato evidentemente ad occhi chiusi, e l'inchiesta della finanza che si sta allargando ora fa luce di fatto su stanziamenti per milioni di euro, perché durava 18 mesi e ovviamente adesso il danno è notevole. Caro Ferdinando, come al solito sono sempre critico, ma essere preso per i fondelli basta, ecco perché l'OMS, società privata, Giuseppe è un po' troppo lungo, non riesco a leggerlo adesso. Bene, così dopo il voto si richiude tutto, l'abbiamo già detto. Piace al Sud il movimento per il reddito di cittadinanza. Il bello è che prenderanno voti perché Conte piace specialmente al Sud, lo dice più di qualcuno, loro sono i furbi, sanno come funziona. Sergio, questo immagino che il tuo commento sia riferito a questo caso dei 239 stranieri e il reddito di cittadinanza. Menzione speciale oggi. Penso di avervi detto tutto e vi chiedo scusa se siamo andati un po' lunghi. Ci vediamo stasera a Ringa alle 21, cominciamo con Massimiliano Fedriga. Menzione speciale oggi per il ladro di libri. Quest'estate ci chiudono, scrive Giovanni. No, mi auguro proprio di no. Qui parlano di mascherina, di maggiore attenzione rispetto all'estate scorsa e tutto quello che ogni volta ci sentiamo dire, ma in realtà mi auguro davvero che nell'arco di 20 giorni se ne esca, perché non ne possiamo davvero più. Menzione speciale, dicevo, al ladro di libri. Ne aveva più di 1000, è una storia che abbiamo raccontato ieri nei telegiornali, la trovate sui giornali di questa mattina. Un 48enne di Dolo aveva rubato negli anni anche al Bo di Padova, a Ca' Foscari, a Venezia, a tutta una serie di librerie del territorio, biblioteche, oltre 1000 libri per un valore di 80.000 euro. Dice: mi piacciono, li amo, sono una persona che legge, vuole divorare libri e sapere di tutto, però non posso permettermeli. Sbagliato, sarà punito, ma una menzione speciale. Il mondo ruba di tutto e almeno questa persona ha un po' di attenzione per la cultura. Chomsky e tanti altri medici curano con farmaci esistenti e presenti nei prontuari da decine di anni. Perché li oscurano? Ma non sono stati oscurati, non mi sembra per niente, l'abbiamo intervistato anche noi più volte. Chomsky: bloccare una nave, dice Gabriele, trasporto migranti diventa crimine internazionale, votato un nuovo emendamento del Ministero degli Esteri Movimento 5 Stelle. Va bene ragazzi, siamo andati lunghissimi, ci vediamo sul sito ferdinandoavarino.it, ci vediamo questa sera a Ringa alle 21, cominciamo con Federica, poi tanti altri ospiti e parliamo di tutto quello che succede. Ciao, buona giornata!